Oggi tenterò di annoiarvi con un'operazione di pura diagnostica cognitiva. Non so se vi capita mai di parlare con voi stessi. Io spesso mi chiedo: ma ovvero sto in miezze scemica? Non ditemi che sono arrogante, pedante, lo accetto. Arrogante no, forse le conoscete, forse no. Ma vi volevo proporre alcune situazioni reali dove posso affermare oggettivamente che sono prive di senso e dove l'idiozia di un credo fa compiere azioni che rendono chi le compie. Non so nemmeno io come chiamarli, ve ne accenno alcune ed una poi ve la racconto proprio. Uno, la scala inamovibile. A Gerusalemme c'è una scala dimenticata da un operaio nel 1700 per un cavillo burocratico religioso. Nessuna delle 6 confessioni della Chiesa permette all'altra di spostarla. Sono più di 300 anni che a scala non si può toccare. Per dire, nel 2002 un monaco ha spostato la sua sedia per stare all'ombra ed è scoppiata una rissa. Difendete il simbolo, ma il costo è distruggere il senso delle cose. Il monte Athos, in una penisola greca abitano solo monaci ortodossi. Una legge del 1060 vieta rigorosamente l'accesso alle donne. Per dogma, il divieto è esteso a tutti gli animali domestici di sesso femminile, unico strappo alla regola che conferma l'idiosia. Sono le gatte per cacciare i topi, le uova se le devono comprare tra i vecchi credenti. Nel XVII secolo la Chiesa ortodossa russa decise che il segno della croce doveva essere fatto con 3 dita anziché con 2. Questa variazione rituale provocò uno scisma violentissimo. Milioni di fedeli rifiutarono la riforma considerandola un tradimento. Migliaia di persone scelsero di chiudersi nei monasteri o farsi bruciare vive pur di non cedere a cambiare la posizione delle dita. Ora, la prossima ve la spiego per bene. Il filo del sabato per la legge ebraica ortodossa è proibito trasportare oggetti in pubblico di sabato, ripeto. Proibito trasportare oggetti in pubblico di sabato. Puoi portare la sedia nel palazzo di fronte da domenica a venerdì, non il sabato. E questa è l'idiozia. No, l'idiozia è più grande. Per aggirare il divieto divino i rabbini, non ho più scemo degli ebrei che uno dice e vabbè ci le scemo. E i rabbini, dicevo, hanno preso intere metropoli come New York e le hanno circondate da chilometri di fili di nylon che trasformano legalmente la città in uno spazio privato. Si spendono energie monumentali per controllare questi cavi invisibili, convinti di poter ingannare l'onniscienza di Dio con un filo da pesca. Sono i fili dell'Eru e di Roma. Sono assolutamente reali e effici. Non si tratta di una linea virtuale o di un concetto puramente mentale, ma di veri e propri fili materiali. L'assurdità sta nel fatto che la loro funzione è simbolica, ma la loro esistenza deve essere tangibile.
sono realizzati con un filo di nylon trasparente molto simile a una lenza da pesca professionale, oppure con cavi sottili di plastica o metallo. Si trovano tesi ad almeno 4-5 metri di altezza, vengono agganciati in cima ai pali della luce, ai cartelli stradali o ai pali del telefono. Essendo traslucidi e sottili, l'occhio umano non ci fa caso. Il tocco di idiosia quotidiana, la manutenzione reale, se il filo si spezza fisicamente, la regola divina cessa di funzionare. Per questo motivo ogni venerdì notte, prima del sabato, un rabbino sale in macchina ed ispeziona fisicamente ogni singolo centimetro dei chilometri di perimetro per verificare che il filo sia integro. Se trova una rottura, viene chiamata d'urgenza una squadra di operai con un palior, con cestello a vegacore per riandogare i pezzerini in un prima calclamen e tenere telecomunità. Orto tasse spandaro, oltre senconina dalla viallando di cascatrieti a solo per pagare la manutenzione reale di questo confine indici che le ora rudo chiega a te ebreo ortodosso che hai l'esigenza di spostare la sedia sia tu. Capisco e la cui fede per te è normale, ma te è il resto del mondo. Mi astengo dal dir verete che le vuole sia mi chiazzino. Se questo roba esse fatto una persona da sola, di sicuro stare a mano lo psichiatra, non forzerete lo drondare antipsicatici, no, presta e religione, amarla bene, è normale, sconsato.